Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Giallo Radio Club e oggi torniamo indietro di un po' di anni, al 1997, alla notte del 5 settembre 1997, quando in un torrente nella zona di Cortina d'Ampezzo, precipita l'auto, con il maresciallo capo del nucleo radiomobile della compagnia di Cortina, Riccardo Bon, in realtà originario di Voghera. Da allora, diciamo, quella morte è per la sua famiglia, in particolare per sua sorella, un mistero, e per questo oggi, ne vogliamo parlare con lei insieme a Gabriele Moroni, il nostro caro amico e collega del giorno, che si è occupato di questa vicenda dopo così tanti anni. Benvenuta Manuela Bon e bentornato a Gabriele. Buonasera Laura, Grazie. sempre un piacere di ritrovarmi in trasmissione con te. Un saluto alla signora Manuela, un saluto a chi ci ascolta. Grazie, ricambio anche a voi, gentilissimi. Allora Manuela, ti va di ricordare quei giorni? È passato tanto tempo, ma immagino sia un ricordo indelebile, insomma, nella tua vita. Sì, è un ricordo, è un passato trascorso molto, molto brutto, è stato un trascorso molto pesante, sono 29 anni quest'anno. Sì. Il momento in cui è successo il fatto, la notte del 5 settembre del 1997, abbiamo avuto la notizia di questo gravissimo incidente mortale su mio fratello. Il collega si è salvato, però appunto l'inizio di questo trascorso, diciamo, abbastanza irruente e complicato, e soprattutto con tante note scure. Perché dico questo? Perché noi ci siamo resi conto subito, nel momento in cui siamo saliti, l'indomani mattina, dopo essere stati avvisati, che c'era qualcosa che non andava, non riuscivamo a capire, non andava bene. Allora, ricordiamo un attimo proprio l'incidente, Gabriele. L'incidente è successo appunto il 5 settembre del 97, verso mezzanotte. Praticamente Riccardo, mio fratello, era appunto maresciallo capo della radiomobile, quindi insieme al collega. Io non vorrei dire il nome in questo momento, no, devo dirlo, non so, ditemi voi. Scusi? No, può ricordarlo lei se sa bene la dinamica. Allora, in pratica lui era in giro perché loro erano stati chiamati, ecco, per salire verso il passo Tre Croci, sì, e verso il torrente Rudavoi, dove c'è il Monte Cristallo. Erano stati chiamati per una presunta calamità naturale, la quale effettivamente poi è avvenuta. Una frana, giusto? Una frana dove praticamente una parte del Monte Cristallo praticamente si è rotto un macigno molto, molto grande, che è arrivato al ponte prima che arrivassero loro come pattuglia, e praticamente ha divaricato il ponte che c'era prima, e loro sono arrivati al momento in cui stava franando la strada. Ecco. Mio fratello, essendo capo pattuglia e non volendo mettere in difficoltà e anche in criticità le loro vite, perché non sapevano cosa andavano incontro. Tra l'altro è stata una notte anche di forte pioggia battente. Infatti proprio questo volevo chiedere, com'era il tempo, cioè era in corso la pioggia? Molto brava, era molto brutto, brava dottoressa, era molto brutto, era una pioggia battente, quale mio fratello chiamò la compagnia a Cortina per avvisare che non potevano più salire verso il ponte perché non riuscivano più ad andare avanti con l'auto. Allora, le chiamate furono due di urgenza, le chiamate furono due,
La prima risposero, come la seconda, che avrebbero mandato praticamente gli aiuti, di stare fermi, di rimanere bloccati dove erano, perché effettivamente c'era una vasta calamità naturale anche in tutta la zona di Cortina. Beh, e quindi voglio dire, anche... cioè, chiami i vigili del fuoco, la protezione civile, non è che sì, basta una pattuglia loro, dei carabinieri. esatto, i carabinieri, i vigili del fuoco, sì, sarebbero arrivati tutti, anche con gli elicotteri. Perché dico questo? Perché comunque dentro all'auto di ogni pattuglia, delle radiomobili, sia dei carabinieri che di tutte le polizie di Stato, eccetera, delle forze dell'ordine, c'è una imposizione, c'è un tasto che è un SOS. Quel tasto viene attivato, viene schiacciato e attivato nel momento in cui c'è una gravità di questo tipo. Allora, passiamo oltre questa linea. Passando questa linea, l'incidente avviene esattamente quando l'auto precipita e fa un volo di 10 metri e va a cozzare contro questo macigno che si è staccato dal Montecristallo. L'auto praticamente si porge verso la parte di mio fratello e rimane verso l'alto la parte del collega, il quale è riuscito ad uscire e salire sul greto. Ha avuto una prognosi, mi ricorderò sempre, perché ero salita anche a salutarlo, a porgergli appunto un saluto. Miracolato. Sì, guardi dottoressa, e quindi ha avuto una prognosi di 10 giorni. Mio fratello è rimasto invece incastrato dentro nell'auto, come se si fosse formata una bolla nell'auto. Allora, il discorso a noi non sono chiari alcuni punti. I punti sono innanzitutto perché il collega non l'ha preso, perché erano a 5 centimetri, c'era solo di mezzo il cambio dell'automobile. Poteva tirarlo verso di sé, dice. Poteva tirarlo e trascinarlo fuori dall'auto e metterlo e appoggiarlo sul greto. Non chiedevamo un miracolo neanche da parte sua, assolutamente no, perché in quel contesto insomma le persone, l'agitazione, la preoccupazione. Poteva comunque benissimo, e ci sono stati proprio anche, io ci siamo presi come famiglia l'investigatore, il dottor Ghini, Claudio, che ha un'agenzia Stradella, e quindi facendo poi altre operazioni anche con un criminologo che ha avuto il nostro avvocato Murano Giulio del Foro di Roma, che è cassazionista e in più è anche stato un ex militare dell'esercito, quindi tratta argomenti militari e cause militari da tantissimi anni, da una vita. E quindi loro hanno fatto la valutazione tecnica che poteva benissimo venire trasportato dal collega verso di sé e poi trasferirlo fuori dall'abitacolo. La fermo un attimo e chiedo a Gabriele un attimo. Gabriele, perché questa storia è controversa? Cioè, alla fine è stato un incidente, si è chiuso come incidente, cioè che cosa ti ha spinto poi ad andare a fondo a questa storia? Ma guarda Laura, la ricostruzione della signora Manuela è stata già molto precisa. Faccio mie alcune delle domande che in questi anni non hanno smesso di tormentare Manuela e anche la mamma, la mamma che è la mamma anche del maresciallo Bo. Domande che sono, qual è stato lo scambio, comunicazione fra la sala operativa, questi due operatori, e la radiomobile comandata dal maresciallo. Cioè, insomma, il punto è che si poteva salvare, questo è, cioè arriviamo al Ecco, io sto retrocedendo un attimo, poi arrivo molto brevemente, perché se è stato dato l'allarme, è stato detto praticamente fermatevi, come hanno messo a verbale i due operatori, l'auto non si ferma. Perché
se il conducente dice di avere tenuto una statura decisamente moderata, sia per la situazione di pericolo, sia per la foschia, sia per la pioggia potente, perché l'auto arrivata su quel tragico ponte compie una specie di salto Sì. e va, anziché planare, se mi passate il termine, su quelle torrente, va a sbattere contro uno dei macigni trasportati dalla frana, ed è uno scontro frontale. Poi c'è l'aspetto più doloroso, più personale la signora Manuela lo ha già sintetizzato, perché non c'è stato, a suo modo di vedere, da parte della collega un tentativo, un allungare quantomeno la mano per cercare di estrarre, quantomeno tentare di portare con sé e quindi di portare a soccorso al maresciallo Infatti Bondi. Gabriele, all'inizio viene aperto un fascicolo per omicidio colposo, giusto? E poi ci sono stati sostanzialmente due procedimenti. Uno, la procura di Belluno e la procura militare di Verona hanno archiviato un fascicolo per omicidio colposo aperto nei confronti di quell'altro collega alla guida della stesso destino di archiviazione per il fascicolo per omicidio con dolo eventuale aperto dalla procura militare di Verona, che è stato interessato dalla procura generale della Corte militare di appello, che aveva avvocato le indagini dopo un esposto del legale della famiglia Bon, l'avvocato Giulio Murante. Teniamo conto che è un reato non prescrittibile. Certo. Ecco. Signora, sono un po' queste le domande, i punti emergenti. Volevo chiedere a Manuela, la parte più, ecco, lei ha mai parlato con questo collega negli anni? Si è mai confrontata? Sì, guardi, adesso devo dire la verità, questa è grande verità. Io il collega, dopo averlo visto in ospedale, che tra l'altro non ho potuto, io gli ho posto la domanda se si ricordasse qualcosa, ovviamente era appena successo, quel giorno non mi ha risposto perché era scioccato. Non era da solo, era c'era tutto il complesso dei carabinieri, quindi poi l'ho cercato quando ho saputo che l'avevano spostato in servizio a Padova. A Padova il piantone che mi rispose nella caserma di Padova non mi chiese il nome e cognome, sinceramente, e me lo passarono. E quando me lo passarono, io gli chiesi gentilmente ciao, gli dissi, ti ricordi di me? Sono la sorella di Riccardo, e lui mi ha messo giù il telefono. Ah, ecco, molto interessante. Poi c'è stata un'altra battuta mia personale, perché insomma sono sempre stata la sorella, comunque rimarrò sempre la sorella del maresciallo dei carabinieri morto in servizio, quindi so come muovermi. Avevo telefonato. Pronto? È caduta? Non la sento più. Oddio, c'è caduta la linea. Quindi adesso, Gabriele, la signora ha fatto un nuovo esposto, in pratica, sulla base di queste consulenze di Ghini. Ma guarda, per ora c'è una interrogazione. C'è un'interrogazione parlamentare di Stefania Ascari, che tra l'altro abbiamo avuto qui ospite una volta, potremmo chiamarla. La ricordo. Infatti. L'interrogazione che punta, tra le altre cose, proprio su quello che fu lo stato delle comunicazioni per quella terribile notte. Certamente, Laura, non devo dirlo a te, abbiamo seguito insieme tanti cold case e il tempo non aiuta, però ci sono delle domande a cui credo che sia la signora Manuela che la sua mamma abbiano diritto di avere una risposta. Aggiungerei un diritto anche al confronto diretto col militare che affiancava il maresciallo Bon quella sera.
E infatti Manuela, sei tornata, stavamo proprio parlando di questo, cioè dei tuoi confronti. Non vorrei aver capito male però, cioè stavate dichiarando che non si può fare nulla? No, Che non si può riaprire un caso il cold case? No, stavo parlando del nuovo esposto e dell'interrogazione parlamentare che ha fatto però stavo chiedendo a lei tutta la storia dei suoi confronti con questo. Quanti anni ha questo collega adesso? Guardi, aveva 24 anni in è mio fratello 32. Adesso è sposato, abbiamo saputo che è la Magellina, abbiamo saputo che ha 2 bambini. È giovane, però guardi, con grande rispetto, però lui si è sposato, ha avuto una vita. È suo fratello. Ed è un ragazzo che è morto in servizio, vero, guardi, è una scelta che fanno loro, come ognuno fa la sua scelta di vita nel campo lavorativo, no? Oppure magari per obbligo, no? Lui ha fatto una scelta, ma non ha scelto di morire così, e neanche per colpa di qualcun altro. Questo è una Quindi cosa voi che siete convinti, diciamo, del dolo eventuale in pratica? Del dolo noi siamo convinti del dolo eventuale nei confronti del collega. E poi un'altra cosa molto particolare e non bella, a livello medico-legale non gli è stata fatta l'autopsia. Infatti proprio questo che stavo chiedendo, ma come mai? Esatto, ogni incidente stradale, soprattutto a livello militare, morto quando sono in servizio, la prima cosa che fanno è l'autopsia. Io ho mio fratello sul tavolo dell'obitorio senza autopsia. E neanche hanno avvisato la famiglia di non volere o volere fare l'autopsia, che era un dovere soprattutto verso noi e un diritto nel sapere cosa stavano facendo sul corpo di mio fratello. No, l'autopsia era fondamentale anche perché voi avreste potuto nominare un vostro consulente. Ma cosa diceva il medico legale? Io l'ho nominato subito, dopo un mese e mezzo il consulente. Ma il medico legale cosa ha scritto nella sua relazione? Il primo legale, glielo dico apertamente, abbiamo anche la documentazione firmata da lui. Il primo legale ha affermato che la colpa era del collega, aveva chiesto 1 miliardo di lire verso l'assicurazione Assitalia, che ai tempi conteneva competenza di tutte le forze dell'ordine, oggi l'ha ritirata la Generali. E quindi dopo 2 mesi e mezzo, quasi 3, da quella lettera, fui chiamata dall'avvocato, in primis qui a Voghera, che era uno dei migliori in forza, e mi disse che ritirava il mandato. Ritirava il mandato perché avrei dovuto prendermi un altro legale a Cortina e poi anche lui. E io gli risposi: ma qual è il problema? Di fronte alla morte di un familiare, di un figlio, di un fratello, mio papà ai tempi era ancora vivo e dopo 6 mesi gli riconobbero un tumore fulminante al cervello, è morto impazzito. Mia mamma ha tentato il suicidio. Lei pensi, io avevo la bambina che aveva 12 anni, oggi mia figlia ha 40 anni e quindi io lo dico anche in nome di mia figlia perché lo urlo, in nome di mia figlia Stefania. È giusto avere la verità. È stata una bambina che ha sofferto le pene dell'inferno, adesso è mamma anche lei e quindi sa cosa vuol dire e mi ha detto: mamma, io voglio giustizia per lo zio, perché hanno nascosto tante cose. E mi sa di sì. Ora le capisco anch'io. E tante cose oggi le capiamo ancora di più vedendo quello che stiamo vedendo proprio vicino a voi. Senta, però suo fratello è stato riconosciuto per fortuna almeno vittima del dovere. Per merito mio sempre, perché io mi sono data da fare a vedere le pratiche, perché allora lo so che non è facile. Le vittime del terrorismo sono una cosa, le vittime del dovere sono un'altra, nel senso che in Italia purtroppo devo dire, tra virgolette, hanno soltanto riconosciuto nel 2006 sono passate le vittime del dovere, prima non esisteva. Quindi io dal 2006 mi sono attivata nel 2011, dopo 6 anni, e perché una persona, tra l'altro non dell'Arma dei Carabinieri, mi diede una mano e mi disse: guarda Manuela, un finanziere, glielo dico, non posso dire nome e cognome, mi disse: guarda Manuela, che tu hai diritto come vittima del dovere per tuo fratello, perché lui è morto in servizio. Da lì mi sono attivata, mi avevano fatto fare alcune procedure che poi ho firmato, compilato,
e lì ho avviato praticamente la pratica. E ci Se no sono neanche quello mi infatti, avevano tra avvisato, l'altro, neanche di quello. gli sono stati dedicati comunque 2 cippi, uno a Voghera e 2 l'altro a cippi, Cortina, uno a Voghera e l'altro a Cortina, che per fortuna. adesso l'associazione a Cortina è stata chiusa, non c'è più, non so neanche come andranno avanti lì, onestamente non so nulla, perché i rapporti, lei come può immaginare, io ho sempre cercato di mantenere dei buoni rapporti, sono nell'associazione Carabinieri di Voghera. Addirittura. Sì. Sì. Mi hanno voluta anni fa, sono rimasta, poi sono uscita con mamma non l'ho più fatta entrare per motivi ovviamente che voi capite, non meritevoli, e quindi io ci sono rimasta, hanno voluto che mi rimettessi di nuovo dentro, da qualche anno sono di nuovo lì, sono diventata guardia d'onore al Pantheon di Roma, ho il diploma, quindi voglio dire un po' di cultura di questo tipo ne ho Diciamo avuta. che sta un po' riscattando dentro di sé la memoria di suo fratello, in un certo Io sto senso. riscattando la memoria di mio Sì. fratello, però la memoria di mio fratello, dottoressa, Sì. io reputo che sia da riscattare in un altro modo, Sì, con giusto. più grande dignità, Giusto. con giustizia. Giusto. Io voglio giustizia per Riccardo. Io non chiedo miracoli, ma io voglio quella giustizia che viene negata a quei familiari che per una vita, per anni, per giorni, mesi, settimane, ogni giorno pensano di dare giustizia. Io, dottoressa, ho fatto di tutto, ho svolto pratiche, guardavo notte e giorno per capire cosa c'era scritto in quelle pratiche, senza poi essere ovviamente consultata anche dai miei legali. Io ho avuto 4 legali, con questo è il 4, dove io medesima ho pagato tutti, ho avuto una vita veramente sacrificata, cioè lavorare per avere giustizia e pagare gli avvocati per dare giustizia a Riccardo. Sì. Questa è stata la mia vita, e la voglio dire in televisione, la voglio urlare, perché voglio che anche chi ha passato, chi ha trascorso queste ingiustizie in Italia non debbano più succedere. Io so che succederanno ancora, però. Io lo so che succederà. Infatti a noi è capitato, vero Gabriele, comunque di raccontare altre storie simili. Chissà perché perché Gabriele non non si vuole fare chiarezza su, alla fine è stato comunque, non è che è stato un omicidio volontario o un fatto voluto, però spesso non si vuole, una negligenza, non si vuole. È un tema questo, è un tema, lo stiamo vedendo questi giorni. Aggiungerei se posso, Laura, che all'epoca non venne effettuato un sopralluogo. No, ma assurdo. Sul posto della disgrazia, chiamiamola così, non venne fatta una perizia sull'auto. E infatti magari non lo so, i freni non funzionavano più, magari, voglio dire, non hanno fatto niente. Perizia, niente. No. Ma no. in un normale incidente si fa. A Belluno, noi eravamo andati alla procura di Belluno, dove ovviamente gli avvocati mi hanno portata, mi hanno fatto entrare anche per mio diritto firmando, perché dovevamo appunto vedere i fascicoli, no, della procura, certo, cosa avevano scritto, ci sono tante incongruenze anche del collega, cioè noi lo sappiamo ma non possiamo dirlo in questo momento, ci sono tante incongruenze, tante cose che non sono chiare, ma soprattutto la procura perché ha chiuso dopo così velocemente, dopo 2 mesi? Perché è stato fatto anche il fascicolo, è stato fatto e compilato il fascicolo anche dal capitano dopo 2 mesi dalla morte di Riccardo e non subito. Veramente pazzesco. Quanto tempo dovevano aspettare per fare una loro relazione di quella notte? 2 mesi? 2 mesi per fare una relazione di quella notte? Assurdo, no, assurdo. non esiste proprio. Facciamo un minuto di pausa e poi torniamo però, perché ho delle altre domande proprio. Grazie.
Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Quest'estate scopri come essere super. I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso. Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi. Sei una piccola selvaggia, vero? Non ci siamo ancora presentati. Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti. Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe? Da Steven Spielberg. Non riesco a capire. Sono persone. No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth. Cosa vuoi fare? La verità appartiene a 7 miliardi di persone. Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood. Pignata, carbonara, lasagna. E rischiarono di perdere il pianeta. Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Eccoci tornati. Allora, Manuela Bon, sorella del maresciallo Riccardo Bon, deceduto in un incidente stradale molto molto particolare e misterioso il 5 settembre 1997 a Cortina, e Gabriele Moroni del Giorno, che ne ha riportato oggi la storia, oggi che si riapre insomma questo caso. Gabriele, a livello tecnico, ecco, cosa hanno fatto questi nuovi consulenti e appunto quali sono le risultanze? Beh, diciamo cosa si fece all'epoca. Sì. L'attività fu quella molto modesta, se posso, di un'ispezione cadaverica. Basta. E ci si fermò lì, no? Naturalmente il consulente che segue da tempo, che è Claudio Ghini, tra l'altro un ex sottufficiale dell'Arma che ha a suo attivo molte inchieste, ha seguito Manuela, la sta seguendo insieme con l'avvocato Giulio Burano, esperto di cose militari. È chiaro che in questo momento il percorso può essere solo strettamente giudiziario, e abbiamo visto che per ora non ha dato nessun risultato. Infatti le inchieste sono state archiviate. Mi chiedo a distanza di tempo cosa si possa fare. Io credo comunque che, anche se la strada è molto difficile, proprio per il tempo passato, il cuore della vicenda, uno dei cuori, se posso usare questa espressione, stia proprio in quello che fu lo scambio di comunicazioni di quella notte. E si possono recuperare queste comunicazioni? Ecco, questo che mi chiedo, si possono recuperare? Perché allora non c'erano i cellulari, parlavano però via con le radio, quindi comunque forse quelle comunicazioni si possono recuperare. Noi abbiamo chiesto le comunicazioni. Non vi accavallate, aspetti signora. Facciamo finire Gabriele, poi arriva. Sì, no, io ho terminato. Sì. Credo che forse sia anche possibile recuperare qualche testimonianza degli operatori. Certo, bravo. Io credo che meritano giustizia, anzitutto Manuela e la mamma, ma la merita giustizia, merita verità piena,
merita tutta l'arma dei carabinieri. Vero, che ultimamente... Tutti i carabinieri che ogni giorno sono per strada. Sì. Poi dopo ogni giorno ne sentiamo di tutti i colori. Manuela, Manuela sa a cosa mi riferisco, perché siamo proprio nella sua zona. Ecco, Manuela, per esempio, non era stato fatto un verbale, cioè comunque sulle quelle comunicazioni non venivano fatti dei verbali sulle comunicazioni. Sì. Le annotazioni di servizio cosiddette. Al comando provinciale di Belluno, li abbiamo chiesti a Cortina innanzitutto, sono spariti, sono sparite le bobine, non ci sono più perché loro parlano di anni e quindi sono spariti perfino i documenti delle assicurazioni, cioè è sparito tutto, addirittura è stato trovato, aveva fatto tra l'altro non da molto tempo anche l'avvocato Murano a Roma, poi Roma lo sapete, no? Ci sono tutti i ministeri e quindi tramite anche il Ministero degli Interni per quanto riguardava l'assicurazione di Riccardo, praticamente il fascicolo era vuoto. Oh Madonna. Il fascicolo, sì, perché è stato, guardi, glielo dico, dunque siamo, credo, è successo a gennaio di quest'anno, tra l'altro non molto tempo fa, che aveva chiesto anche per quanto riguardava l'assicurazione l'avvocato per mettere insieme tutto, insomma, tutti i tasselli, e le ha detto, guardi, era proprio del Ministero dell'Interno perché per quanto riguarda vittime del dovere sono per il Ministero dell'Interno, per il resto è il Ministero della Difesa. Sono due cose distinte. E allora aveva chiesto anche appunto a un funzionario del Ministero degli Interni che conosceva e le ha dichiarato che praticamente, guardi, ho trovato la cartella di Riccardo Bon, ma dentro non c'è nulla. Che strano. C'è una telefonata? Nulla. No. Pensavo ci fosse una telefonata, mi hanno fatto un segnale. Non c'è nulla. E poi ribadisco che allora sul fatto che aveva segnalato anche Moroni, no, dell'auto. Allora, se andava piano e andava piano, cadeva in verticale. Andando forte, hanno fatto un volo di 10 metri e sono volati, praticamente sono andati a cozzare contro il macigno. Ma se andava piano, come hanno dichiarato, no? Il collega e altri, che andava pianissimo, tra l'altro parlavano dai 20 ai 30 km orari, perché c'era nebbia, non c'era visibilità, però sarebbe caduto in verticale nella spaccatura della strada. Invece quando tu arrivi velocemente, più dei 50 o sui 50 chilometri orari, tu vai a cozzare contro e fai proprio voli facendo un salto. Sì, sta di fatto che, scusi, adesso la mia ignoranza, ma quando c'è un incidente stradale, tanto più con pioggia, eccetera, la prima cosa che si fa, interviene la polizia locale, peraltro in genere, quando c'è un incidente che riguarda i carabinieri, interviene sempre la polizia locale o la polizia stradale, la quale fa un verbale di sopralluogo per vedere se ci sono segni di frenata, eccetera, no? Ecco, mi chiedo, è possibile che qui non abbiano fatto nulla? È una domanda a cui adesso non posso risponderle. Sa perché? Perché siamo sotto ancora in fase di indagini. Stiamo ancora valutando e guardando altri. Non è possibile che non sia stato fatto nulla. Ma lui cosa ha detto? Cioè lui, il suo verbale, cioè lui cosa ha detto? Lui ha dichiarato che è successo niente, che lui andava pianissimo e che appunto avevano avuto l'avvertimento innanzitutto prima che dovevano salire appunto al passo Tre Croci perché qualcuno aveva, ecco, questo è da puntualizzare però, che nessuno forse si ricorda. Allora, quando Riccardo morì, voglio precisare, lo sottolineo, che c'è stata una telefonata anonima. C'è stata una telefonata anonima con il cellulare perché lì non c'erano cabine telefoniche e non ci sono neanche tuttora perché sono state tolte dappertutto in Italia. Quindi ai tempi non c'era già, perché io ero salita nel 96 e le cabine telefoniche lì nella zona non c'erano verso il Monte Cristallo e il Passo Tre Croci. Quindi c'è stata una telefonata anonima e la quale questa telefonata anonima è stata richiesta prima da mio padre alla Procura di Belluno, poi da me altre 2 volte, è stata fatta nel 98, nel 99,
4 volte, nel 2000 e nel 2001 da me, quando papà mancò, e tutti praticamente hanno archiviato questa telefonata, me l'hanno archiviata. Non sono riuscita ad avere il nome e cognome di chi avesse chiamato con il telefono. Ma cosa diceva la chiamata? Dichiarato che era successo un incidente, qualcosa di grosso nella zona. Ok. Oh, ecco, mamma mia. Anche questa cosa non è stata mai detta, però io ho i documenti che parlano anche delle mie richieste. Quindi lanciamo un appello prima di chiudere, Manuela. A chi vuole lanciare un appello? Al comandante generale dell'Arma attuale, che ovviamente è diverso, al Presidente della Repubblica? Sì. Allora, al Presidente della Repubblica avevo già scritto quando c'era ancora, mi ricordo, Ciampi. Avevo già scritto, non è arrivata mai la risposta. E quindi no, non è arrivata mai la risposta. Quindi poi ci sono susseguiti gli altri. E poi avevo, tra l'altro, vorrei dire una cosa. Io chiedo, e ripeto, giustizia. Io mi chiedo a voi, generali dell'Arma dei Carabinieri, a voi comandanti dell'Arma dei Carabinieri, io so il lavoro che svolgete, lo so, l'ho sempre apprezzato, l'ho capito, ho sempre cercato di avere rispetto per le divise e per l'Arma dei Carabinieri proprio perché c'era Riccardo Bon, un ragazzo che vi abbiamo dato nelle vostre mani e poi ci siamo trovati senza Riccardo, senza avere tra l'altro motivazioni, senza dare giustizia a questo ragazzo che è morto, che è mancato. Io so che è mancato e non può più parlare Riccardo, per nessuno può più parlare, neppure per se stesso. Certo. Però io vi chiedo per cortesia a tutte le funzionalità dello Stato, per favore mettetevi una mano sulla coscienza e date giustizia a Riccardo, alla famiglia, soprattutto a lui che non c'è più, soprattutto a mamma che è ancora in vita e alla sorella che non è ancora riuscita a dire: mamma, ho dato giustizia a tuo figlio. E ha passato le pene, abbiamo passato e ha passato le pene dell'inferno. Io e spero che qualcuno... anche a tutte le famiglie che hanno i carabinieri, ragazzi, figli carabinieri in tutta Italia. Vi prego, ascoltatemi. Io sono la sorella, sono stata e sarò sempre la sorella di un maresciallo dei carabinieri. Voi non avete idea cos'è la sofferenza di quello che passano queste famiglie. Vi prego, ascoltatemi e ascoltate voi che siete generali, voi che avete le medaglie, voi che avete queste grandi funzionalità e responsabilità di tutti questi uomini, no? Che voi avete sotto di voi, però la famiglia vuole la verità. La famiglia vuole la verità, perché sono certa che la verità è venuta a mancare. Ne siamo certi. Forse perché era una verità scomoda. Chiuderei così, mi permetto io di dire questa cosa. È una verità scomoda, perché Riccardo non c'è più e non può più parlare, l'altro invece parla in vita e quindi hanno voluto preservare l'altra persona, ma questo non va bene. Non ci deve andare di mezzo l'altra famiglia che ha perso il familiare. Questo no, assolutamente. Io non lo accetterò mai, andrò avanti fino a quando avrò l'ultimo respiro, dottoressa. Fino a quando avrò l'ultimo respiro. Spero che insomma qualcuno ascolti questo appello e anche a questo punto la persona che è stata, cioè che era con Riccardo Bon quella notte. Se ha voglia, noi siamo qui, ci può chiamare 02 92 94 7222 se vuole. Noi siamo qui il mercoledì, c'è questa trasmissione, possiamo tranquillamente tornare su questo che è uno dei tanti misteri d'Italia legati anche alle forze all'Arma dei Carabinieri, alle forze delle ordini in generale, diciamo. Vorrei specificare questa che a noi ha fatto, almeno a noi come famiglia ha fatto molto male. Quando muore un collega, i familiari e lo stesso collega
abbiano il coraggio di chiamare e di fare le condoglianze ai familiari, perché noi non abbiamo neppure ricevuto quello da parte dell'altra famiglia. Pazzesco. Ma io non parlo per me, io parlo adesso per il sua mio papà mamma, che non c'è più, certo, e suo per mia papà. mamma. Certo. Loro non hanno neppure alzato il telefono per fare le condoglianze Assurdo. o venire a Voghera a dare un saluto a Riccardo. Io Assurdo. posso capire quello che hanno provato anche loro, però almeno le condoglianze al telefono alla famiglia. E anche questo mi ha dato grande sospetto, grandissimo sospetto, perché l'umiltà fa la persona molto diversa e loro non sono stati umili, non lo pretendevo io, ma lo pretendevo per la mia famiglia, per i miei genitori, questo sì, perché loro hanno messo al mondo Riccardo. Grazie. Mi dispiace. Grazie Manuela, grazie per il suo sfogo, ma grazie davvero per questo appello. Io spero di poter essere di nuovo utile, magari potremmo rifare un'altra puntata insieme a Ghini, ci facciamo spiegare meglio magari quello che si può fare, e ci tenga informati, mi raccomando, forza, ma non devo dirlo io perché si capisce che la forza c'è. Sì. Vorrei dirvi anche un'altra cosa, ma non so se viene registrata perché... No, noi siamo in diretta, signora, quindi... Siete in diretta, quindi non posso. Cioè ci sente un po' di milioni di persone. No, anche questa era è stata una fase importante, tra l'altro successa proprio l'anno scorso quando eravamo nel clou delle riaperture con il procuratore Napoleone? No, Saeli. Ha detto una frase molto pesante davanti a me, il mio legale, tra l'altro. Ha detto una frase non bella, non ricepita bene da parte nostra, anzi direi che io sono stata molto male per questa frase, perché non si dice a una sorella e davanti a un legale della famiglia: se avessi avuto 24 anni l'avrei fatto anch'io. Mamma mia, no, non si dice proprio niente, quindi vabbè, si lavora a testa bassa. 24 anni l'avrei fatto anch'io, in quel momento 24 anni, sono 24. La mia risposta è stata, invece il mio ne aveva solo 32. Mi dispiace, io mi sono alzata, poi me ne sono andata. Purtroppo. Sì. Grazie signora. Questa è stata molto brutta. È una frase che mi rimarrà per tutto il resto della mia vita. Nessuno si deve permettere di dire una frase del genere, ma neanche per scherzo. No. Infatti anche l'avvocato su questa cosa qui, poi lui tra l'altro ha riaperto di nuovo il caso, perché lui aveva detto sì, lo riapriamo, stia tranquillo, io ho riaperto casi di 30 anni fa, anche di guerra, ma ci mancherebbe. Poi quando ha saputo che mio fratello era nell'arma, è cambiato tutto il contesto della situazione. E mi sono sentita dire proprio il momento in cui ci siamo dati la mano anche questo fatto, ma io sono pronta a dichiararlo davanti a tutti. Che brutta questa cosa. Molto brutta. Guardi dottoressa, sono uscita per 2 giorni, non sapevo neanche più cosa... Poi l'avvocato effettivamente si è offeso, tra l'altro anche lui si è arrabbiato, non lì, poi ne abbiamo parlato al di fuori, mi ha detto io una cosa del genere non me l'aspettavo, e lui ha avuto anche casi con lo stesso procuratore, ha avuto altri casi, perché lui va parecchie volte anche al tribunale militare, dove c'è Saeli che fa 3 giorni, mi sembra a Verona, e 3 giorni a Roma. Però una frase del genere è stata veramente mi ha accoltellato per la seconda volta. Mi hanno accoltellato per la seconda volta. È per quello che io trovo la forza, dottoressa, di andare avanti, perché nessuno si deve permettere di dire cose del genere davanti a una famiglia. Brava, giusto. Assolutamente rispetto, no. Va oltre la dignità, oltre a parte lo stile, ma oltre la dignità, ma anche... Guardi, è come se fosse una coltellata al cuore, coltellata al cuore veramente. Non so come ho fatto a resistere fino ad oggi, dottoressa, scusatemi, ma adesso mi commuovo e poi piango, quindi non vi lascio. Grazie, ci risentiamo, dai. Ancora, grazie mille. Sì,
Ci risentiamo. Buonasera, dottor Moroni. Grazie. Buonasera, dottoressa. Grazie. Un saluto alla mamma. Grazie mille. Un saluto alla mamma, sì. Salve. Oh, Gabriele, mamma mia. Che storia pazzesca. Ma tu che idea ti sei fatto? Ma perché? Cioè, è così. Chi è questo tizio? Perché poi alla fine ti viene da chiedere chi è questo quello che era un ragazzo allora. Quello che era un ragazzo allora, ma io, Laura, posso solo dire, mi auguro che l'appello così accorato ha turbato entrambi e arrivi a due persone, al comandante generale dell'Arma e a lui che affiancava il maresciallo Bon quella notte. Basterebbe, secondo me basterebbe che chiedesse scusa, cioè che dicesse ok, è vero, potevo tentare di aiutarlo ma non ce l'ho fatta, ho pensato a me stesso, tanto comunque, cioè, non è che è volontaria la cosa, no? Sì, però perché tutto questo sistema dei carabinieri sempre di coprire? È un dire la verità. Verità amara per una sorella e una mamma, però è la verità. Sì, però certo che, scusami Gabriele, però sarebbe la verità. Obiettivamente è strano che non sia stata fatta nemmeno un sopralluogo per vedere se magari la macchina non andava bene, le gomme erano lisce, che cavolo ne so, i freni non hanno tenuto, non ha fatto niente, ma è assurdo. Questo assolutamente, ma io credo che a monte ancora di questo, Laura, ci sia la domanda, ma venne dato l'allarme. Appunto, ma chi gliela... sì, veramente. Disse, fermatevi. Veramente. Crollato. Secondo me nessuno glielo disse, loro si trovarono davanti quell'affare lì, sterzarono e poi successe quello che è successo. Cioè, è assurdo, veramente assurdo. Boh, non lo so. Ma credo che torneremo su questa storia, Laura. Sì, no, più che altro mi piacerebbe parlare con Ghini per chiedergli proprio a livello tecnico che cosa, se si riesce a recuperare qualcosa oggi, perché cioè, è molto complicato. A livello medico-legale penso nulla si possa fare ormai. Però non lo so. Quel poco che possiamo fare, no? Credo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Certo. Senti, poi visto che ci troviamo, volevo commentare con te questi ultimi 8 minuti che sono rimasti, perché la settimana scorsa sono praticamente state rese note le motivazioni delle sentenze di condanna, tutte e due, sia per Chiara Petrolini che per Alessia Pifferi, quindi le due mamme insomma che si sono macchiate tra virgolette di una di due neonaticidi, anzi più che infanticidi, se possiamo dirlo, e l'altra di un infanticidio, insomma, della sua bambina. Ecco, tutte e due hanno avuto dei percorsi molto particolari dal punto di vista procedurale. Le sentenze sono più o meno agli stessi anni per tutte e due, 24 anni, però Chiara Petrolini resta ai domiciliari, resta a casa, invece la Pifferi confermata in appello i 24 anni perché non sono state riconosciute le aggravanti e anche lì la famiglia avrebbe preferito l'ergastolo, come in primo grado venne comminato. Cosa ci puoi dire? Ma guarda Laura, credo che sia pesante per entrambi parlare di queste vicende, anche se la nostra ormai lunga militanza di cronisti ci ha abituati a tante cose decisamente orribili. Quando io penso a quella bambina Diana, mamma mia, guarda, ritrovata coperta di insetti, e nello stomaco aveva dei brandelli del suo pannolino che aveva fatto, aveva addentato, aveva inghiottito per calmare i morsi della fame. Tu dimmi come non si possa non rimanere sconvolti. Certo, la sentenza d'appello, di cui poi è un po' figlia la sentenza di Cassazione, in maniera, a mio modestissimo
parere un po' incredibile. Cancellò l'aggravante dei futili motivi, sopravvisse quella del legame parentale che venne giudicata equivalente all'attenuante. Non lo so, ecco, credo che da lì, certo, questa donna se ne andò dopo aver riempito una valigia con degli abiti da sera per 5 giorni in compagnia del compagno. Se non è futile quel motivo. Se non è futile questo, lasciando la sua bambina in un letto in un lettino da campeggio in compagnia di un biberon. Con quel caldo di luglio, ti ricordi? Se non è futile c'è questo, non lo so, e quindi capisco anche l'amarezza, la rabbia delle famiglie. Nel caso di Chiara Petrolini, tu hai vissuto con me i giorni Mamma mia, anche dell'inchiesta, fu pesante per tutti. La sentenza ha concluso condannandolo per uno degli omicidi, erano state 2 gravidanze segrete, però la sentenza ha concluso che non è provato l'omicidio del primogenito, mentre invece il secondo lo è, premeditato, la decisione secondo la sentenza voluta, premeditata, a maggior ragione se si considera l'esperienza vissuta, scrivono i giudici di Parma, con la prima gravidanza. È anche complesso il ritratto che esce della Petrolini, perché se da una parte i giudici di Parma, della Corte d'Assise di Parma, l'hanno giudicata immatura e fragile, per questo credo che sia il motivo delle attenuanti generiche. D'altra parte però scrive che è anche capace di mentire, non ha mai fornito alcuna ragionevole e credibile spiegazione di quanto avvenuto, cercando unicamente di negare ogni propria responsabilità, peraltro contraddicendosi più volte. Guarda, io credo, Laura, che la verità vera, profonda di quanto accaduto quelle 2 notti in quella casa di Traversetolo, in quel giardino, sia ancora sepolta. Sono d'accordo. Di questa donna, e credo che non emergerà mai. Mai. Certo, il fatto che è a casa, la gente si chiede perché lei, perché non hanno ravvisato i motivi, cioè poi comunque quando diventa definitiva la sentenza, perché è rimasta fuori? Cioè è così grave la sua situazione mentale che non lo so, perché? Tutti se lo chiedono. Il provvedimento restrittivo era stato più volte chiesto dalla Procura di Parma. L'obiezione del giudice era stato quello che insomma era necessaria, era sufficiente la presenza della famiglia per garantire esigenze di sorveglianza. In ogni caso non c'era un pericolo di recidiva, per cui il provvedimento restrittivo, chiesto più volte, ripeto, dalla Procura Generale, non è mai stato concesso. Non lo so, certo uno può pensare 2 pesi, 2 misure, quella è una povera donna popolana, questa perché tanti pensano questo. Comunque a me è anche legittimo, è anche legittimo pensare. I dubbi ci sono, insomma. La diversa estrazione delle protagoniste di 2 pesi e 2 misure. 2 pesi. Di storia. Io quello che mi auguro, anche 2 perizi hanno dichiarato Alessia Pifferi sana di mente, sia pure con dei disturbi di emotività, di fragilità, che questa sua sanità mentale le serva per riflettere su quanto ha commesso e arrivare
Sì. Non il rimorso, ma una cosa più profonda che il pentimento. Sì. E lo stesso credo che possa valere per Chiara Petrolini. Sì, chiedere scusa anche, perché no, perché comunque anche Chiara Petrolini, insomma, le scuse anche al padre dei bambini e perché no ai suoi e a se stessa, e la stessa cosa Alessia, perché cioè comunque c'è sempre stato insomma un rapporto abbastanza oppositivo nei confronti Ma poi della io famiglia. credo, Laura, non so se tu sei d'accordo, che qui non siamo davanti alla depressione postpartum, siamo davanti al rapto di una madre che soggetta il bambino. No, infatti è peggio lavatrice. ancora questo. Sì. Qui c'è qualcosa Sì. di antecedente, è vero, d'accordo? Nel caso della Pifferi non è sempre stata esclusa la premeditazione, però insomma, questo assentarsi per 5 giorni, Sì. pensando che hai lasciato la tua bambina in un lettino con un biberone e una bottiglietta d'acqua, no? A maggior ragione per la Petrolini, anche perché insomma vive in un ambiente così, anche se vogliamo, non per fare differenziazioni classiste, intendiamoci, però in un ambiente insomma socialmente evoluto, ecco, quindi con una possibilità di relazione, di confronto, e poi c'è quel discorso di qual era la dialettica con le famiglie. Ma infatti. Vabbè, senti, ti ringrazio tantissimo, siamo in chiusura Laura, come sempre. e insomma alla prossima. È sempre un piacere essere tuo ospite, saluto chi ci ha ascoltato e un buon pomeriggio a tutti. Grazie a tutti, alla prossima. Avete ascoltato Giallo Radio Club.